Ciao amici carissimi e benvenuti a questo 78esimo episodio della nostra partita. Ci eravamo lasciati nel bel mezzo di quello sport che è diventato, insomma, un'usanza tradizionale della nostra dinastia regnante, cioè la caccia allo spagnolo, e uno sport pericoloso ma anche molto prestigioso. Vabbè, stava andando molto bene questa guerra contro Spagna-Portogallo, Canada-Spagnolo, Moicani e Utrecht, che non si sa come mai si abbia deciso di intervenire. Dov'è l'Utrecht? Eccolo qua. Assediato da Colonia. Colonia, che ha anche pretese su questa provincia, magari gliela potremmo anche concedere. E ci eravamo lasciati anche con la fondazione del nuovo stato di Louisiana, però ho deciso che è venuto il momento di ristrutturare, come dire, il nostro impero coloniale, e perciò ho organizzato un piano per ristrutturarlo e ho deciso di rinominare i vari possedimenti d'oltremare in maniera graduale, partita dopo partita. Ho iniziato rinominando questa provincia settentrionale col nome di Gonzaga, in onore della dinastia regnante, e pian piano passerò a rinominare anche le altre province. Mi chiedo se il Portogallo stia colonizzando qualcos'altro a nostra insaputa mentre noi abbiamo occupato questa provincia. Speriamo di no. Allora, prossimamente, dopo questa guerra in cui cercheremo di prendere soprattutto una fetta europea di Spagna e Portogallo, io pensavo Gibilterra, Granada, Beira in Europa, poi questa naturalmente, e magari anche qualche provincia, non so se prenderle tutte o solo alcune delle province americane di questi di Spagna e Portogallo. E pensavo poi di procedere con la conquista di Istanbul, che attende da troppo tempo il nostro intervento, come dire. Allora, vediamo un po' che cosa stavano facendo i nostri diplomatici. Uno si trova in Danimarca, uno in Portogallo, uno in Austria. Potremmo iniziare magari a migliorare le relazioni con Algeri. Abbiamo un po' di soldini e pochissimo rischio rivolta, nonostante abbiamo un pochino di esaurimenti guerra. La nostra manodopera vedo che si riprende nonostante tutto. Ottimo. E adesso stiamo cercando di assediare a tappeto ormai la... Vediamo un po'. E io pensavo di andare a sto punto ad assediare anche Granada. I nostri leader sono qua e l'altro leader non so dove sia. Ah, giusto, sta assedando le rivolte. Io penso che dovremmo anche prenderci un nuovo esploratore, forse, perché penso che dovremmo mandare dei coloni qui prossimamente per precedere la Russia. Ma dobbiamo anche essere attenti qua, perché qui dobbiamo invece precedere la Francia, insomma. Allora, flotta veneziana. Potremmo mandarla, ecco, a bloccare questi porti. Allora, possiamo partire. Caddo ha lasciato la coalizione. Ottima idea. Non avete nulla da temere.
Siamo un popolo pacifico. Allora, vediamo un po'. Qui siamo in attacco, ma probabilmente non avremo problemi a disfarci delle armate nemiche. È arrivato il diplomatico. Abbiamo già vinto un assedio qua. I Cri. Allora, vabbè, e a sto punto questi magari possono anche rimanere qua. Qui ci sono questi nazionalisti bizantini che una volta fondato questo stato naturalmente noi potremmo assorbirlo molto facilmente. Allora, iniziamo magari anche ad aprire tutti questi. Ok. Iniziamo a migliorare queste relazioni. In modo che quando è che potremo annetterli? Nel 28, fra 9 anni. Comunque faremo in modo di essere già pronti per quella data. Allora, qui abbiamo vinto. Questi arrivano già il 26, noi li precediamo, perfetto. Se riusciamo a colpirli senza generale, no. Purtroppo no, però potremmo fare comunque. Ui. Ah, c'hanno. Invece ci sono riusciti a precedere, a quanto pare. Vabbè, allora aspettiamo l'arrivo del grosso dell'esercito. Allora. No, forse è meglio tenere tutto. Qui Navarra è assediata dalla Francia, che magari ha anche delle pretese, no. Le avrà solo su Tolosa, naturalmente. Dobbiamo stare attenti a quello che combinano i francesi, perché potrebbero combinare guai. Allora, io direi di andare. Allora, qui ho un po'. Ho sbagliato a muovere. Allora, questi mandiamoli a Granada. Invece, questi senza artiglieria li mandiamo qua. Allora, questi sono tutti forti. No, qui basterebbe. Vediamo se si spostano i francesi. Ok, abbiamo ingaggiato i ribelli aztechi. E pensavo, ecco, una cosa che mi stavo dimenticando di dirvi, di inserire nella descrizione del video dei link all'inno italiano cantato sia da me sia da Sara, nelle due versioni insomma che ne esistono attualmente. Vediamo se la Siria ha dichiarato guerra. Oh mio Dio, un momento. Qui siamo 4.000, quindi li facciamo fuori, ok. Però un po' di rischio c'è. Allora, la Siria ha dichiarato guerra ai Mamelucchi. La Siria è pazza completamente. Interessante. O no? I Mamelucchi erano già in guerra? No. Però c'è anche l'Oman, ecco perché. Allora la vedo un po' brutta per i Mamelucchi, molto brutta. Comunque queste cose a noi fanno piacere perché magari un giorno riusciremo a vassalizzare i Mamelucchi, insomma. E poi restituendogli tutti quei territori che gli sono stati sottratti, potremo fare di quelle cose che neanche si immaginano. Allora, vediamo un po'. Andiamo. Non so dove andiamo, però procediamo un po'. Ok, qui abbiamo fatto fuori questa gente. Allora, vediamo se riusciamo. Ah no, siamo in territorio nemico.
Allora, potremmo magari spedire anche questo. Naturalmente l'esercito della Gonzaga non credo che ci aiuterà. Cordoba non ha pretese purtroppo. Allora, ah oui, questi ci hanno attaccati ad Alicante di sorpresa e di soppiatto. Accidenti. Allora, andate veloci voi. Hanno anche un ottimo leader. Ci siamo fatti un po' prendere di sorpresa in maniera stupida. Allora, io direi di arrivare anche con gli ultimi rinforzi. Wow. Rischiamo di fare una brutta fine qua. Sai che la facciamo proprio? Sì. Ok. Allora, a sto punto vediamo di vendicare questi caduti. Se credete di poter scappare con tanta facilità, dovrete ricredervi. Allora, questi nostri erano il 13 febbraio, questi un po' più tardi. Però sarà un po' dura. Non volevo attaccarli senza leader. Ottimo. Ok, adesso dovremmo riuscire a raggiungerli. Esatto, prima 23. Ok. Aspettiamo ancora 2 giorni. E attacchiamo. 22, voi ve ne andate il 24, siete in grave ritardo. Mi dispiace. Ok, abbiamo già anche conquistato qui dei territori. Con chi siamo in guerra anche? Con qualcun altro? No. Magari ce ne andiamo qua. Qui siamo rimasti che sono 2. Col leader. E noi non abbiamo leader. Qui che ormai è un po' complicata la situazione. Allora, vediamo di mandare altri 400 uomini. Tanto il loro leader fa schifo, quindi abbiamo comunque speranza di vittoria nonostante tutto. Ok, abbiamo fabbricato queste pretese. Allora, dopodomani arriveremmo in questa lontanissima provincia. Mi dispiace non portare un leader. Probabilmente mi conviene portarcelo, perché senza leader non abbiamo ottime possibilità di successo, credo. Allora, vedremo di coordinare la cosa. Ecco, qua ci sono delle rivolte, ma per fortuna ho portato un buon esercito. I miei cani vogliono diventare occidentali, ma mi sa che lo diventeranno più che altro sotto il mio dominio. Intanto, purtroppo, la Francia ha preso la Navarra e si prenderà anche Tolosa.
Dobbiamo vedere di sbrigarci qua, prima che la Francia possa avvantaggiarsi la situazione. Non è stato un turno favorevole questo. Anno eccellente per la manodopera, ottimo. Proprio questi eventi di cui abbiamo bisogno. Ok, anche questo è un ottimo evento. Proviamo ad andarcene qua anche con questi. Qui abbiamo solo 200, una guarnigione di 200, no? Non è così preoccupante. Allora, qui non vinciamo più. Com'è sta situazione che non... Allora, io direi di spezzare a metà la flotta e mandarne un po' anche qua. E pure un po' qua. Allora. Ok, abbiamo vinto. Naturalmente. Allora. Vediamo di fare un po' fuori sta gente perché... siamo un po' in difficoltà. Allora. Abbiamo... Ok, qui possiamo annettere a quanto pare i maicani perché... Mali diventato il difensore della fede sunnita. Immagino che difenderà gli ottomani. Sarebbe buffo. Non so quanto ti convenga. Non avete soldi, non avete niente, ragazzi. Vi annettiamo, vi annettiamo. Ok. Allora, qui dove siamo? Allora, qui siamo ancora qua? Ah no, questa è un'altra provincia. Richiamiamo pure il diplomatico. Abbiamo 2 diplomatici liberi. Allora, io adesso non ricordo esattamente. Abbiamo... Allora... 4 vassalli, sì. Vediamo se ci amano tutti. Württemberg, sì. Württemberg. Colonia, sì. E immagino anche Treviri, no? Un po' di meno Treviri, vabbè. E a sto punto miglioriamo un po' le relazioni. No, non è che serva molto, però vediamo un po' com'è la visione imperiale. Treviri direi che ci ama abbastanza. Allora, vediamo un po' la Russia allora. Abbiamo già migliorato al massimo le relazioni. La Danimarca non ricordo, ma sta per scomparire. Potremmo cercare di migliorarle con l'Inghilterra, non lo so. Va bene, dai. Potremmo anche cercare di migliorarle con uno stato che non intendiamo attaccare in questa zona per avere un porto, ma quale? Tipo questo? Non lo so. Ipotizzando. Semplici ipotesi. Purtroppo... Allora, abbiamo ancora una coalizione contro di noi che non ricordo. Savoia e Kilwa. Dove siete? Ah! Simpatici. Allora, vediamo. La Savoia con chi è alleata? Beh, un po' di gente. Ma... Ah, ok. Ok, io penso che qua inizia a essere
conveniente consolidare i reggimenti. Allora, qui invece dividiamo le nostre armate in maniera da assediare le restanti province spagnole. Qui non dovrebbe arrivare nessuno all'attacco, come anche qua. Allora, va bene, abbiamo preso pure questa. Allora, voi dove state andando? Arrivate il 23 maggio. Allora, vediamo un po'. Voi il 21. Allora, facciamo passare 2 giorni in modo da arrivare in contemporanea. Ok. Ci impiegate un po', vedo. Allora, è arrivato quel diplomatico famoso. Allora, vediamo che pretese abbiamo. Costantinopoli. E in Svizzera abbiamo delle pretese. Che però non so quanto siano utili al momento. Granada, Gibraltar Beira, Azov. Dongbuto. Più che altro abbiamo queste pretese da queste parti, vedo. Vengono anche scritte quelle che abbiamo contro gli ottomani. Dovremmo forse farne ancora un po'. Allora, facciamole. Mantese, vai. Va bene, abbiamo convertito altri retici. E continuiamo la nostra opera di conversione. Ok, abbiamo vinto un'altra volta. A questo punto dubito che qualcuno ci voglia ancora sfidare, ma in caso facciamo fuori l'ultima armata che è rimasta, gli spagnoli. Allora, questi dai Viet hanno dovuto cedere un sacco di province a Tsu. Va bene. La Russia invece è come se la sta cavando in quella famosissima guerra. Niente. 0%. Aiutaya. Vabbè. Non si sa bene come gli sia venuto in mente di dichiarare questa guerra. Vorrei colonizzare queste isole del Giappone, io. Spero che una volta colonizzata questa si possa già fare il grande salto, perché poi da quelle isole potrei tentare di attaccare il Giappone. Questa flotta dovrebbe arrivare dovrebbe insomma andare in Oriente, almeno per questo è stata costruita, però prima bisogna aspettare che venga costruita, appunto. Cosa è successo? Ah, non abbiamo più viceré corrotti, abbiamo guadagnato. Vabbè, un casus belli. Invece è arrivato un uomo, un santo praticamente, un monaco, è arrivato oggi a corte e impressionato al nostro duro ma giusto e divino, cioè, la nostra divina punizione di eretici e non credenti. Ha richiesto una posizione di consigliere, affermando che una nazione che prega insieme starà insieme. Ma capisco. Naturalmente ci teniamo invece Ludovico. Tra l'altro noi avevamo già. Probabilmente questo è un consigliere storico, non lo so. A noi servirebbe più che altro cioè un teologo, perché per quella famosissima decisione
però abbiamo bisogno anche di altre due prerequisiti che non possiamo avere, quindi non avrebbe forse molto senso ora come ora. Allora, ci hanno ingaggiato qua, ecco dove dicevo che non avremmo mai incontrato resistenza, naturalmente l'abbiamo incontrata. Questi arrivano il 26 qua. Beh, non sembra così terribile la situazione, soprattutto perché io adesso ci mando anche un cavaliere, un reggimento di cavalleria più che un cavaliere. Ecco, ti sei rovinato a solo. Ok, abbiamo già vinto. Vai! Arriva il primo, domani. Di nuovo questi ribelli. Ecco, qua abbiamo occupato anche questa... Ah, producono ancora schiavi, interessante. Allora, qui arriveremo presto, quindi non abbiamo altre preoccupazioni. Va bene. Qui stiamo facendo fuori alla grande questi altri. Allora, io voglio controllare, ma in Spagna credo che non abbiamo... No, abbiamo solo queste rivendicazioni, quindi penso che ci dovremmo accontentare. Allora, io non so più che fine hanno fatto, no, è ancora in viaggio, giustamente, perché arrivano perché il 24? Prima era 23, è diventato 24. Ok, le battaglie che combattiamo sempre agli angoli dell'universo, non si sa. Vabbè. Castiglia non è come anche la Galizia, ci sono alcune province che andrebbero. Allora, le Asturie, qui c'è una buona fortezza. Allora, e qui invece potremmo, ecco, no, ad esempio potremmo lasciare questi, mandarli a nord. Qui l'assedio di chi è nostro e cerchiamo di non perderlo. Anche qui potremmo mandare a nord qualcuno. Questo si può dividere in 1000 pezzi sostanzialmente. Voi dividetevi un'altra volta. Vai. Ah no, però forse... Qui c'è un po' troppa flotta. Già. Allora, potremmo far così. Selezioniamo. Va bene. Ecco che arrivano in quantità. Allora qui facciamo, dividiamo in due e mandiamo anche questi. E vabbè, qui c'è la Castiglia. Andiamo pure lì. Ormai la Spagna è finita sostanzialmente. Abbiamo ingaggiato finalmente il nemico. Ecco, abbiamo finito il primo assedio. Andiamo in Galizia con questi. Bene. Abbiamo vinto qua. Hanno cambiato idea, naturalmente. Non gli è sembrato saggio attaccarci. Questi ce l'hanno proprio con noi. Allora, vediamo un po' di riprenderci i cardinali che i francesi vogliono riprendersi. Ok. Ah, la Bavaria più scatenata che mai ha dichiarato guerra al Würzburg. Ce la farà? La Würzburg... Dov'è è questo? No. Quello è il nostro vassallo. Würzburg e Brandeburg. Würzburg. Sapete che non so dov'è Würzburg? Ecco qua. E è sceso in campo anche il Brandeburgo. Vabbè. Molto interessante.
Vediamo. Allora, voi andate qua, invece i cannoni ce li portiamo dove può essere più utile averne. Ok, qui arriveremo in Galizia. Però prima volevo capire che cos'è stato della nostra. Ah, abbiamo fatto fare una brutta fine qua. Agli spagnoli, a quanto pare. Bene. Fantastico. Allora, da quant'è che è iniziata questa guerra? Da un solo anno e già abbiamo tutto il territorio spagnolo sotto assedio. Pensavo che si potrebbe quasi quasi... Ah, abbiamo un leader, sì. Allora andiamo a aiutare i nostri alleati qua. Cos'è che pensavo che si potrebbe? Me lo sono già dimenticato. Ah no, sono i Maya che hanno pure rivolte intestine. Allora, probabilmente potremmo chiudere la guerra molto presto. Ok. Se riusciamo a scacciare questi al porto, abbiamo anche un altro vantaggio. Allora, vediamo un po'. Eh, Questi chi sono? Perché sono bloccati? Siete in guerra anche contro la Bretagna. Oh. Abbiamo una leggera coalizione, in effetti. E la Bretagna è alleata, certo, è vassallo della Francia, la Bretagna, purtroppo. E sta bloccando? No. Sta facendo un po' quello che gli pare, sostanzialmente. Allora, ok, anche questi sono stati conquistati. Allora, vediamo magari, come sapete, abbiamo i nostri centri di reclutamento. Dovremmo magari anche espanderli, secondo me. Baracche al primo livello. No, il primo livello è l'armeria. Cosa sto dicendo? Allora, tipo, quello del sud Italia lo possiamo estendere qua. Quello della Grecia lo possiamo estendere ad Atene. E quest'altro lo potremmo estendere anche a Brescia. E a Trento, ma sì. Creiamo 3 grandi centri di reclutamento, appunto. Va bene. Perché voglio... non è ancora, insomma, finito il periodo in cui dobbiamo allestire quelle famose legioni che dovrebbero essere, secondo i miei piani, 3, se riusciamo, di uguale grandezza, possibilmente 40.000 uomini. Qui abbiamo un buon esercito, ma non forse organizzato come avrei voluto. Allora, vediamo. Tolosa ce l'hanno sempre i francesi l'assedio, eh? E non riusciamo a schiodarceli. A quanto pare. Oh mio Dio, arrivano. Ah! Ma qual è il limite di supporto, scusate? 40. Perché venite con altri milioni di uomini? Milioni di uomini, vabbè. Allora. Io direi che questi conviene mandarli non si sa dove. Allora. Ma non capiscono che non servono. Allora, tipo questo lo mandiamo qua. Vediamo se conquistiamo Leon. Non ancora. Vediamo come va a Porto. Allora, questo lo mandiamo a Leon. No, però... Vabbè, lo mandiamo qua. Qui hanno fatto una pace bianca. Ok, abbiamo sconfitto degli altri ribelli. Dov'è che... Ah, ecco. Qui non ci serve più Giangastone.
Allora, mettiamolo qua e facciamo fuori questi altri ribelli che sono insorti, naturalmente, perché è normale che insorgano. Prima o poi dovremo far fuori anche sti inglesi, ma c'è tempo. Io direi che questi potrebbero andare qua. Ok. Vediamo se la flotta è stata... No, non ancora. Vabbè, io direi che possiamo chiudere qui l'episodio. Nel prossimo sicuramente finiremo questa guerra. E sto anche riguardando la saga bizantina e cambiando i titoli degli episodi perché mi era stato fatto notare che non si leggeva il numero dell'episodio perché era troppo lungo il titolo e quindi ho messo il numero all'inizio praticamente. E quindi penso che da domani potremo iniziare anche quella. E va bene, dai, allora a presto.